Clay Time Code è un lavoro che si dedica all'archivio geologico e a cosa gli organismi microscopici piccolissimi possono dire di noi. Qui a Volvo Studio Milano si troverà un site specific creato appositamente per questi spazi, legato a un'alga microscopica, un nanofossile ormai estinto, che parla moltissimo di noi. Un'alga che ha dato la possibilità, con la sua funzione, di ossigenare il nostro pianeta, di trovare l'uomo in un ambiente ottimale. E per questo motivo un microorganismo così piccolo parla oggi di noi. Nel progetto Site Specific si potrà vedere una scultura in argille azzurre, che è un materiale veramente antico, un sedimento del mare Pleistocenico, un sedimento profondo, che oggi è diventato i calanchi delle colline di Faenza, quindi oggi è un materiale argilloso, prezioso, che dà la possibilità all'uomo di esprimersi con l'arte e la sua cultura. Si vedrà questa scultura poi riprodotta in forme bidimensionali, quindi esattamente come è stata data a me dal paleontologo, perché questi nanofossili sono visibili solamente con un microscopio a scansione, delle immagini che ritornano esattamente come le conosciamo scientificamente. Sono stati scelti due colori, un giallo per ricordare il ruolo della pianta. La Gefirocaps, appunto, ricordo, è un'alga che viene trasportata dalle correnti marine, quindi in un flusso continuo, e il ruolo della pianta è ovviamente sottolineato, diciamo così, dal colore che solitamente vediamo nei primissimi fiori che sbocciano dopo l'inverno. Quindi con questo annuncio verso il nuovo ciclo vitale in corso. Il secondo colore scelto è un light gray che ricorda appunto quel sedimento che già Leonardo da Vinci ha denominato argille azzurre, appunto, che sono proprio i sedimenti che contengono questi microfossili. Interessante potrebbe essere ricordare come questi organismi così piccoli, per noi addirittura invisibili ad occhio nudo, ci ricordano invece quello che è il tempo che ci viene donato, che ci viene dedicato dalla natura.